Would you like to taste a beer where you can discover the typical Friulian specialty? Lumi Beer, the product obtained from 20 hectares of land cultivated with 2-row barley. Biodiversity, environmental performance. Lumi Beer offers 5 versions available, 4 for fast and thirst-quenching consumption, and the Magnum version for connoisseurs. Lumi Beer is for everyone. Lumi Beer is an exclusive product from the Panchera farm. Good seeds, good fruits. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, dunque linea sera con l'approfondimento di friulitv.net, già con noi collegato dal suo studio Giuseppe Napoli che è il presidente di ANCI Federsanità Friuli Venezia Giulia. Buonasera Presidente, benvenuto. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Perché abbiamo chiamato Giuseppe Napoli? Beh, un po' per fare il punto della situazione in merito a quello che è pandemia, vaccini e via dicendo, ma soprattutto perché il 7 di aprile ci sarà un importante webinar, un importante incontro sul web per quanto riguarda la salute non solo in Friuli Venezia Giulia. È così, Presidente? È proprio così, è un appuntamento mondiale, quello del 7, è la giornata dedicata ai temi della salute e in questa regione l'amministrazione regionale, la direzione centrale salute assieme a Federsanità, ANCI, Friuli Venezia Giulia hanno deciso di organizzare una giornata per parlare non tanto e non solo di sanità ma soprattutto del concetto più ampio che è la salute. Mai come in questo periodo dove le nostre giornate sono scandite dalle notizie che arrivano dai bollettini spesso pesantissimi sul Covid. Certo, bollettini che purtroppo sono sempre in fase di aggiornamento, qualche volta vediamo che l'indice in un certo senso cala per quanto riguarda il riscontro, no? Tra tamponi e via dicendo, purtroppo magari il giorno dopo c'è un indice di risalita di non poco conto. Effettivamente è proprio così, credo che si stiano vedendo in qualche maniera i primi effetti dell'ennesima chiusura, diciamo della terza ondata come la chiamiamo ormai molto, molto banalmente per semplicità nostra di comunicazione, e quindi avendo ormai fatto circa 15 giorni in queste condizioni cominciamo a intravedere un lieve abbassamento della curva e cominciamo soprattutto a vedere, come dire, un contenimento. È preoccupante però il dato ancora delle terapie intensive e delle semiterapie intensive. Bastava sentire l'appello del dottor Tascini ieri sera che ha detto molto chiaramente che non ha mai avuto tanti ricoverati nel Dipartimento di Infetologia come in questo periodo negli ultimi 6 anni, quindi che è tutto dire. Senta Presidente, si parla tanto di un po' ogni giorno, ma non solo ogni giorno, ma addirittura nella stessa giornata, no? Ci sono opinioni contrastanti, no? Tra questa situazione nell'imminente weekend pasquale, no? Dove saremo un po' tutti chiusi. Qualcuno parla di zona rossa, secondo me più una zona arancione rafforzata, no? Perché c'è la possibilità di spostarsi e via dicendo. Viaggi all'estero, tamponi, controtamponi, cosa dobbiamo aggiungere? Beh, intanto dovremmo come sistema paese essere un po' più attenti, diciamo anche più rispettosi delle categorie economiche che stanno soffrendo molto, che sono quelle della ristorazione, dei pubblici esercizi, delle attività ricreative, per cui obiettivamente fa un po' impressione verificare che mentre con un semplice tampone consentiamo ai connazionali di spostarsi in diversi paesi che ci accolgono a braccia aperte, perché evidentemente chi va a fare vacanza lì porta anche risorse e dà fiato a un'economia in difficoltà come ce l'hanno tutti, mentre invece nel nostro sistema qui in Italia
diventa problematico spostarsi, e soprattutto le attività che parlavo poc'anzi resteranno chiuse. Io non sono di quelli che dice apriamo tutto, chiudiamo tutto. Dico solo che bisogna solo stare molto attenti a non chiedere a una popolazione che è già sotto stress molto dei sacrifici che sembrano, come dire, incomprensibili. Sacrifici a noi e poi consentiamo agli stessi italiani di prendere l'aereo e di partire. Qualcosa evidentemente non quadra. Ecco, abbiamo perso il collegamento per quanto riguarda il nostro ospite, spero di riaverlo a momenti. Il bello della diretta è anche questo. Vediamo se abbiamo di nuovo Giuseppe Napoli in linea. Eccoci, Presidente, era andata via momentaneamente la linea, non dovuta a lei, ma purtroppo non so per quale motivo ogni tanto abbiamo problemi con i ponti e con le dirette. Può riprendere l'argomento nel momento in cui stava parlando? No, stavo semplicemente dicendo che questa esperienza di Pasqua, che dovrebbe essere un rosso, e io la penso esattamente come lei, non è un rosso, questo è un arancione molto rafforzato, perché di fatto continuiamo a fare determinate cose che facevamo fino adesso. In realtà quello che tutti temono, ma temono molto, è che ci sia un'ondata di persone che possa, come dire, lanciarsi nelle spiagge o nelle località turistiche di montagna. Obiettivamente, se ricordo l'anno scorso, qualche problema c'è stato, per essere molto chiari. L'anno scorso, proprio di questi tempi, Lignano ha avuto qualche momento di grande, come dire, confusione, ma penso che dopo un anno di sofferenza e di tribolamento, sia i corregionali e anche chi viene in vacanza qui ha capito che bisogna usare determinate come dire, precauzioni che sono fondamentali. Quindi io sarei rispettoso per chi vuole andare all'estero, perché non possiamo limitare la libertà di tutti, ma dobbiamo essere altrettanto rispettosi a non soffocare l'economia locale. Tutto qui. Chiaro, chiaro. Senta, ma non è un po' un controsenso quello di permettere alla gente di andare fuori Italia e poi con la scusa devono fare poi nel rientro i 5 giorni di tampone obbligatorio, i 5 giorni di quarantena obbligatoria e successivo tampone e non spostarsi da un comune all'altro, tanto per essere chiari? Cioè, non c'è il rischio che si verifichi già quello che abbiamo visto l'anno scorso, ad esempio quando tanti sono andati in vacanza in Croazia e poi sono rientrati e all'improvviso c'è stata un'impennata, no, dei contagi causa i non controlli in certe zone? Guardi, direttore, io sarei stato per una linea piuttosto omogeneamente dura per tutti, cioè non ci muoviamo qui per andare nelle nostre località turistiche, non si esce dall'Italia se non ci sono comprovati e gravi motivi. Se invece si decide di uscire e si autorizzano gli italiani a uscire per andare in vacanza, diventa veramente ipocrita. Il termine che mi viene più naturale è l'ipocrisia, quello di dire vabbè, ma quando tornano poi gli facciamo fare 5 giorni di come dire, di isolamento, di permanenza a casa. È un'ipocrisia, perché noi sappiamo bene che una parte dei nostri guai l'anno scorso è avvenuto proprio per le fattispecie che citava lei poc'anzi, a livello specie in questa regione che è un crogiolo di paesi, di movimentazione tra nazioni diverse, tra regioni diverse. Quindi voglio dire, lo trovo francamente, lo dico per i nostri telespettatori, io sarei stato in questa fase per chiedere un grande sacrificio a tutti, restavamo tutti veramente ancora a casa, anche perché forse è più importante incontrarsi con i nipoti, con i figli, con i parenti. Certo. Ecco, questo forse lo trovo più umanamente importante. Rinviare la vacanza di qualche mese perché magari a giugno, a luglio si riesce ad andare in vacanza era un sacrificio che potevamo fare tutti, indistintamente tutti. Chiaro, senta, la sensazione però è che è cambiato il governo ma la minestra è sempre quella, nel senso, per essere più cattivi nel modo di esprimermi in questo caso, per essere più cattivo, è cambiato il governo, Draghi ha detto è più comunicativo di Conte, non va in onda a reti unificate nell'ora dei TG serali, però alla fine da quello che
che vince è che stiamo andando avanti a tentativi, cioè mentre Conte e il suo staff erano martellati, no, in un certo senso per inefficienza, incapacità e via dicendo, a Draghi invece gli si perdona tutto perché in questo momento per il Pax Vivere va bene tutto quello che fa, ma almeno la mia sensazione è che, e non solo la mia probabilmente, è che fino adesso quello che sta facendo Draghi non è altro che una rivisitazione a colori in Full HD di quello che è stato il lavoro di Conte in precedenza, no? Semplificando molto banalmente, le risponderei che il tema è: se devo fare un minestrone e i prodotti che mi servono sono esattamente quelli che avevo 3-4 mesi fa, oppure chi me li serve sono buona parte di quelli che c'erano 3-4 mesi fa, diventa difficile che il minestrone diventi all'improvviso un piatto speciale. Quindi Draghi non ha la bacchetta magica. Draghi non riesce sicuramente a far calare i contagi se non c'è un grande senso di responsabilità dei cittadini. Io credo che in questo momento l'unica cosa positiva del governo Draghi è stato quello di riuscire a mettere allo stesso tavolo, a ragionare in sede di governo forze politiche chiaramente opposte. Questo è un dato oggettivo, cioè la sede per discutere non era le grandi baruffe parlamentari che poi sfociavano, come ormai sappiamo, ma forse è molto più utile che si ritrovino nella sede del governo dove le decisioni vengono prese a colpi di decreto legge. Ecco, una cosa però bisogna riconoscere a Draghi: ha cambiato il metodo di rapportarsi. Mentre Conte ci propinava i suoi DPCM, che ormai tutti gli italiani sanno che cos'è, era un provvedimento amministrativo che guarda caso rischiava di avere quasi una forza vincolante come una legge, almeno Draghi ha l'intelligenza, la saggezza politica di portare questi provvedimenti in sede di Parlamento come decreti legge e quindi comunque di responsabilizzare il Parlamento. Questo lo trovo sicuramente più democraticamente corretto. Perfetto, senta, cosa dobbiamo aggiungere ancora, Presidente, e soprattutto diamo un consiglio ai nostri amici che ci stanno seguendo, nel senso, per essere chiari e trasparenti, ma l'ha già detto prima, ma è meglio sempre ribadirlo, no? Perché qualcuno è duro d'orecchie, come si dice in questi casi. Che messaggio lancia? Beh, il messaggio è che secondo me siamo veramente all'ultimo miglio, come si dice in gergo, cioè la presenza dei vaccini e la possibilità nell'arco di prossimi 3 mesi, io non sono di quelli che pensa che domani mattina noi troveremo la risposta, ci vogliono almeno 3 mesi di quotidiane dosi di vaccino propinate, iniettate, inoculate a tantissimi corregionali, a tantissimi italiani. Più persone saranno vaccinate, più sarà alto il numero sia in Italia che in Friuli Venezia Giulia, più ritorneremo a riconquistare la libertà. Una libertà vigilata, perché nessuno ci toglierà i dispositivi di protezione individuale, mascherina e distanziamento, ma questo però ci permetterà di tornare a vivere. Quindi io direi prudenza, 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 perché il traguardo è veramente vicino e sarebbe da sciagurati bruciare tutto proprio a pochi metri dal traguardo. Bene, io ringrazio il presidente dell'ANCI Federsanità del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Napoli, che è intervenuto in diretta. Ringrazio ancora il presidente, però ricordiamo, già che siamo all'appuntamento del 6, è giusto fare anche una promemoria in merito a questo evento che si svolgerà tra poco più di 8 giorni. È un appuntamento molto importante perché è un giorno, come dicevo prima, che viene festeggiato, ricordato in tutto il mondo, e qui da noi si è deciso di festeggiarlo ricordando come è possibile con comportamenti quotidiani corretti cambiare soprattutto la qualità del proprio stile di vita e portare grandi benefici. I benefici sono, per esempio, facendo movimento, un discreto numero di movimento durante la giornata e mangiando con una certa attenzione e soprattutto anche evitando eccessi
che possono poi portare la nostra salute ad avere situazioni di acuzie e di pericolo. E in questo momento, se ci ammaliamo, il rischio è doppio, prima perché ci ammaliamo e poi perché finiremo in strutture che, piaccia o non piaccia, devono convivere con le strutture del Covid. Quindi facciamo bene a stare attenti e a vivere molto bene, soprattutto facendo movimento, e poi abbiamo la fortuna di vivere in una regione dove basta solo che ci muoviamo un pochino, abbiamo la possibilità di trovare tutto, quindi utilizziamo questa opportunità per una qualità della vita che abbia anche una sua logica e anche un suo risparmio economico, perché meno ci ammaliamo e meno spendiamo anche. Completamente d'accordo con le sue parole. Io ringrazio il presidente dell'ANCI Federsanità del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Napoli, che lascio nei suoi impegni. Grazie. E do appuntamento, chiaramente, come sempre lei lo sa, basta solo avvisare e siamo qui a completa disposizione. Noi invece andiamo a chiudere, grazie a lei Presidente, noi invece andiamo a chiudere, vediamo appuntamento poco prima delle 23 per Linea Notte Notizie, chiaramente nel corso della serata aggiornamenti e via dicendo, e per quanto mi riguarda buona serata a tutti. Claudine, locale per palati fini e bogustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, colio e quei. Sono Claudia Sano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.